buonasera Eminenza, carissimi fratelli e sorelle, la comunità di Sant'Egidio che prega qui in questa basilica dedicata ai nuovi martiri ogni giorno. È lietissima questa sera di accogliere la comunità armena nelle tante sue famiglie in un giorno di memoria, in un giorno di dolore qual è quello della memoria del Metz Yeghern, su cui tante volte abbiamo riflettuto insieme. Ma vediamo questa memoria anche alla luce della risurrezione. Siamo nel tempo di Pasqua e la risurrezione del Signore ci indica una via luminosa per il futuro, per la nostra fede, per le nostre comunità, per le nostre chiese. Dunque siamo veramente lieti di accogliere questa preghiera che diventa preghiera per la pace oggi, che guarda i tanti drammi del mondo, le tante guerre, che si unisce alla grande invocazione di Papa Leone che ci è giunta fin dall'Africa, di richiamo all'impegno, alla preghiera per la pace ogni giorno. E dunque è con grande senso di fraternità e di accoglienza che ci uniamo come comunità di Sant'Egidio alla preghiera per la pace di tutti noi, della comunità armena e di tutti i cristiani che oggi, seguendo il risorto, ripetono a tutti: pace a voi. Grazie di essere qui. Cristo risorto, permettetemi leggere il messaggio di Sua Eminenza che il Cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per l'Unità dei Cristiani, che vi saluta cordialmente. Riconoscere le ricchezze di Cristo e le opere virtuose nella vita degli altri, i quali rendono testimonianza a Cristo talora sino all'effusione del sangue, è cosa giusta e salutare. Con queste parole il Concilio Vaticano II non solo si inchinava davanti ai martiri di tutte le tradizioni cristiane, ma riconosceva con loro una vera unione nello Spirito Santo. E con la stessa convinzione che siamo oggi riuniti in preghiera per commemorare il Metz Yeghern, il grande e sanguinoso martirio dei cristiani armeni all'inizio dello secolo scorso. Essi, secondo l'etimologia greca, sono i testimoni che ci ricordano quanto il martirio non sia un fenomeno marginale del cristianesimo, ma il suo cuore pulsante, nel quale la Chiesa si identifica con Cristo, supremo testimone dell'amore di Dio. I martiri armeni fanno senz'altro parte del martirologio comune, in cui parlava San Giovanni Paolo II, un martirologio che unisce i cristiani al di là delle loro divisioni in un vero ecumenismo di sangue. Purtroppo, nonostante la fine delle grandi dittature del XX secolo, la persecuzione dei cristiani non solo non si è fermata, ma si è addirittura intensificata in alcune parti del mondo. Proprio come la Chiesa primitiva era convinta che il sangue dei martiri è seme dei cristiani, possiamo sperare che il sangue di tanti testimoni di oggi diventi il seme dell'unità futura dell'unico corpo di Cristo, lacerato da tante divisioni. Possano questi testimoni accompagnarci con la loro preghiera sul cammino verso la piena comunione e possa il loro sangue avvicinare il giorno benedetto in cui beremo tutti dallo stesso calice di salvezza. Portiamo
Դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն իադեր հայր մեր որ երկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո եկեսի արկայություն քո եկեցի կամ քո որպես երկինս եղեկի ըսած մեր համագազոր ուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտեսնեն որպես և մենք թող մերոց պարտապանած և մի դանիրս մեզի փորձություն այդ պրիկյաց մեզի չարեն Քոյ արկայություն և զորություն և պարկ ավիդյանս ամեն ես արասված գարտացի և դեր լվավին ցերեգույս և աղորդայն և իհասարակ ավոր Սպասեի աստուծոյի մո և ակնունեի կենարարին, որ պրկես ծարայսյուր և կեցուցանե Արքոր և որդվո և ոգվույն սրպո Այժմ և միշտ և ավետյանս ավիտենից ամեն և ևս խաղաղությանս դեր աղաչես սուգնկալ կեցո և ողորմիա Որդություն և պարքոր և որդվո և ոգվույն սրպո Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից Օնարեցո դեր զունգնքո և լուրից, աղկատ և տնանք եմ ես Ահյազ անցիմ սուրբ դեր, պրգյազ արայս քո ասվածին որը կեզ ուսացա Որ միա ինձ դերցի արկեզ աղաղակեցի զորանաբաս Ուրախ հարազան ծնծարայի կոզի արկեզ դեր ամպարցիզ անցնիմ Զիթու դեր կաղցր և ուղի ես, պազումողոր արամենեսյան որ գարտան արկես Զամենայն ասկս զոր արարեր եկեսեն և երկիր պակցեն արաչիկո և բարավոր արասեն զանունքո ավիտյան Առաջ նորդյանցի ժանամբարիքում և կնացիցի ճշմարտությանքում և ուրախ եղեցի սիրդեմ երգել չել անվանեքում է Խոստովան եղեց արկես դեր աստված իմ բոլորով սրտի վիմով Բարավոր արարից զանունքո ավիտյան Արքոր և որդվո և ոգույն սրպով Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն
Benedetto sia tu, o Signore, che abiti in alto e la gloria della tua maestà è lodata. Hai stabilito i luminari in alto e hai fatto risplendere la luce del cielo su tutto il mondo. Tu sei la lodevole ed eterna luce, la prima e santa luce. L'oscurità fugge da te. Perciò, o Signore, ti preghiamo, fa risplendere la tua luce viva nei nostri cuori. E diremo tutti all'unisono, benedetto è il tuo nome glorioso e santo. Cantiamo a te la lode e la gloria del Padre e del Figlio e del Spirito Santo, ora e per sempre e nei secoli dei secoli. Per la pace e la sensibilità del mondo intero supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Signore, abbi pietà. Per coloro che soffrono in guerra, conflitti e tutte le afflizioni causate dall'uomo, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Per tutti i vescovi, sacerdoti e diaconi, per Sua Santità Papa Leone XIV, Sua Santità Carichin II e per i capi di tutte le chiese, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Per le nostre famiglie e amici, affinché il Signore possa rafforzare la loro fede e dare loro il coraggio di testimoniare il suo Vangelo e amore, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Per il risveglio del ministero incentrato su Cristo tra i cristiani di tutto il mondo e nella nostra comunità, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Affinché possiamo passare questa serata in pace e con fede, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Affinché l'angelo della pace possa custodire le nostre anime, supplichiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Abbi pietà di noi, o Signore Dio nostro, secondo la tua grande misericordia, diciamo tutti di comune d'accordo. Abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà. Լուրջ այնից մերոց դերասված մեր, ընկալ զաղաչանս մեր, ըս համբարձում ընցերած մերոց և ըս պանասաղոտից, սրբելով զելգոյի բադարակս մեր իհոդանուշից, իհաջույս կեզ բադրաստել, հավելի մեզ դեր ամենագալ, ըս հավատ, ըս հույս, ըս սեր, և զամենայն գործս հարակինության, որպես ես կամած կոց պարեսիրած, միշտ կրոնավորյալ պարեբաշտության, իդվե և իքիշերի, աժնավոր կեղեցու կաղաքս անցանց մերոց բրգության, և ասն ոգևոր գենացը դաղաչելս կեզ դեր, և կնանել իքենի շնորս և զողորմություն, և կանալով պարաբրս ու գզհայր և զորդ և սուրբ ոգիտ,
այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից ամեն։ Եվ ընթոքվույթքում առաջին կոտեր Inchiniamoci davanti a te, o Signore nostro Dio. Ti rendiamo grazie per averci concesso di passare in pace la durata di questa giornata. Concedi ai tuoi servitori quella pace che il mondo non può dare, affinché i nostri cuori siano pronti a obbedire ai tuoi comandamenti. Per la grazia di Gesù Cristo, nostro Salvatore, dona pace. Ti preghiamo per l'intercessione di tutti i martiri del genocidio armeno e nuovi martiri cristiani al mondo intero, e stabilità alla tua Chiesa e salvezza alle nostre anime. Concedici, o Signore, ti supplichiamo, di passare questa sera e la notte davanti a noi senza peccato e senza inciampare, in modo che, ricevendo da te tutto ciò che chiediamo, possiamo sempre inviare alti inni di gloria alla maestà del tuo dominio onnipotente, o Cristo nostro Dio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorge
The first lesson for today's reading is taken from the book of Proverbs, chapter 3, verses from 13 to 17. Proverbs, chapter 3, verses beginning to read at 13. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand. In her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. This is the word of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Dalla lettera dagli Ebrei. Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati, avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate aggiungere la promessa. Ancora un poco almeno, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede, ma se indietreggia, la mia anima non si compiace in lui. Noi però non siamo di quelli che indietreggiamo, ma a loro perdizione, bensì uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Parola del Signore. Աղաղություն ամենեցու Սրբո ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի վրստովանու Քրիստոս ասե, մի խրովեսին սիրծեր, այն հավադացեք Աստուծո և իս հավադացեք, իդար որի մոտ եվանք պազում են, աբա թե ոչ ասացյալերին ցեզ, եթե երտամ և բադրաստեմ ցեզ դեղի, և եթե երտամ և բադրաստեմ ցեզ դեղի, թարցյալ կամ և արդում ըստ Էզարիս, Զիուր ես նիցեմ և դու կահանտիցեք, ուր որ երտամ գիտեք և ժանավարն գիտեք, ասեց նա Թոմաս, դեր ոչ գիտեմ քո երտաս, և զիարտը ժանավարն գարասուկ կդել,
ասեց նա Հիսուս. Ես եմ ճանապարհն եւ ճշմարտություն եւ կյանք, ոչ ոք կարիս հայր եթե ոչ ինև։ Եթե զիս գիտեիք, ապա եւս հայր իմ գիտեիք, եւ այնուհետեւ քիչ չի կզնա եւ դեսե կզնա, ասեց մա Փիլիպոս, դեր ցույց մեծս հայր եւ շատ է մեզ, ասեց նա Հիսուս, այշապ ժամանակը սնցեզեմ եւ ոծան յարզիս Փիլիպե, որ յետեսզիս յետեսս հայր եւ դուզ յարթասես յետեցուզ մեհեցս հայր, ոչ հավատաս եթե եսի հայր եւ հայրիս է, ըսպնավ զոր ես խոսիմ ընցես ոչ եթե հանցնե ինչ խոսիմ, այլ հայրն որ հիսպնագյալ է նա կործեհս կործն, հավատայք ինձ եթե եսի հայր եւ հայրիս է, ապա եւ ոչ կտնե վասն կործոցը ցավադացեք ինձ, ամեն ամեն ասեմ ձեզ, թե ոչ հավատայցիս, ըսկործն զոր ես կործեմ եւ նա կործես է, եւս մեծամեծս եւս կանս նույն կործես է, զի ես այր հայր երթամ, եւ ոչինչ խնդրեսեք հանունիմ, արարիցս նա, զի պարավորեսի հայր որդի։ Cari fratelli e sorelle in Cristo, questa sera, alla vigilia del 111° anniversario del genocidio degli armeni, facciamo nostre le parole di Papa Francesco che nel 2015 definì lo sterminio degli armeni da parte dell'impero ottomano il primo genocidio del XX secolo. Noi oggi non utilizziamo queste parole per riaprire vecchie ferite o per accusare, ma per servire la verità, perché, come si ricordava anche Papa Francesco, nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare. Quindi, oggi ricordiamo i martiri del genocidio armeno e i 9 martiri cristiani del nostro tempo, il cui sangue nel mistero della croce diventa seme di riconciliazione, di giustizia e di speranza. Le parole dalla lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato sembrano parlare del popolo armeno e di tutti i cristiani perseguiti del nostro tempo. Nel Vangelo di questa sera, tratto da San Giovanni, alla vigilia della sua passione Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Queste parole risuonano
con forza per un popolo privato della propria terra. La violenza può tentare di cancellare la storia e l'identità dei popoli, ma non puoi distruggere la casa che Dio prepara. In essa ogni nome è custodito, ogni lacrima raccolta, ogni martiri accolto. Alla domanda dell'Apostolo Tommaso, come possiamo conoscere la via? La stessa domanda che fanno profugi, vittime di guerra, comunità perseguitate, giovani confusi dalla violenza e dalla paura. Gesù risponde: io sono la via, la verità e la vita. I martiri del genocidio del popolo armeno e i nuovi martiri del nostro tempo ci mostrano cosa significa vivere queste parole. Rimanere uniti in Cristo quando ogni strada sembra chiusa, restare nella verità quando domina la menzogna, scegliere la vita che passa attraverso la croce e si apre alla risurrezione. Cari sorelle e fratelli, questa sera preghiamo per la pace. La memoria del genocidio armeno non appartiene solo al passato, è un monito per il presente. Quando il dolore viene negato, quando la storia è distorta, quando l'odio cresce indisturbato, nuove tragedie diventano possibili. Che cosa ci domanda allora il Signore? Anzitutto, una memoria vera e piena di amore. Senza verità non c'è pace. Senza amore la memoria si trasforma in amarezza. I martiri armeni, con tutti i martiri cristiani, ci insegnano una memoria che guarisce, che cerca giustizia, è importante e apre al futuro. Poi una solidarietà concreta. La nostra preghiera deve farsi vicinanza ai perseguitati, alle vittime della guerra, ai rifugiati e chi non ha voce. E ancora, siamo chiamati a rinnovare la fede e la speranza in un mondo turbato da guerra, divisioni e paura. I martiri ci ricordano che Dio non abbandona il suo popolo. Credete, la casa del Padre è aperta. Cristo cammina con noi. Lo Spirito opera anche nella tenebre. Infine, siamo chiamati a essere artigiani di pace. Tutto comincia nei nostri cuori. Saper perdonare e non usare parole di odio. Da lì allarga alla nostra comunità, alla nostra Chiesa e tutta la società. Creare legami, difendere il valore di ogni persona,
scegliere il dialogo e la riconciliazione. Invochiamo l'intercessione dei nuovi martiri, dei martiri armeni e di tutti i testimoni del nostro tempo, chiedendo la grazia di rimanere fedeli nelle prove, coraggiosi nella testimonianza, perseveranti nell'opera del pace. Ci rivolgiamo anche alla Madre di Dio, presente ai piedi della croce. Ci insegna a ricordare con compassione, a soffrire con speranza e a credere nell'aura anche nella notte più oscura. Il Cristo risorto, via, verità e vita, raccolga tutti i popoli, feriti ma chiamati alla gloria, nelle molte dimore della casa del Padre, dove ogni lacrima sarà asciugata e il canto dei martiri diventerà il canto di umanità riconciliata. Amen.
Աստված մեր, վասն խաչի քո պատվականի, ըսխաղություն քո թուր մեզ Տեր։ Վասն սրբով ով Աստվածածնին, և Հովանու Կարապետին, և սրբույն Ստեփանոսի նախավգային, ըսխաղություն քո թուր մեզ Տեր։ Վասն սրբոց քո ծառագելոց, մարգարեից վարդապետած, մարտիրոսած հայրապետած, ջգնավորած կուսանած, միանձանց և երկնային զորացն, ըսխաղություն քո թուր մեզ Տեր։ Եվ վասն առաջին լուսավորչածն մերոց, Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի, և սրբույն Գրիգորի մերո լուսավորչին, և սրբոց Հակոբյանց երջանիկ առաքելոցն, և սրբույն Հակոբամս բնա հայրապետին, Մարուքեի ջգնավորին, Մելիտոսի եպիսկոպոսին և Գեորգա զորավարին, բարեխոսությամբ հիշատակավ և աղոթյուկ, սրբոց մարտիրոսածն նահատակելոց հավուրս, ցեղասպանության հայոց, և նորոց վկայից Քրիստոնեից, որոց այսօր է հիշատակ, ըսխաղություն ևս մեծ ողորմություն քո, պարգևյա մեզ մարդասեր Տեր։ Սուրբ ճգնավորոքը նախաչես սուգստեր, որ կրճարսն պարտեցին, նեղությանցն համբերեցին, լուսեղեն և երկնային անթարամ պսակացն արժանի եղեն, աղոթյուկնոցա և բարեխոսությամբ մեզ ողորմեսցի, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Cristo nostro Dio, hai eletto e accolto i santi martiri del genocidio armeno, i nuovi martiri cristiani che hanno sacrificato le loro vite per la fede e per te, nostro Dio, e hai concesso loro di partecipare alla tua passione volontaria. Ora noi li abbiamo come intercessori presso di te, insieme a tutti coloro che qui e nell'universo diventeranno santi, così che per il tramite delle loro preghiere e della loro intercessioni tu possa portare la pace nella nostra vita, salvandoci da tutti i nemici visibili e invisibili. Signore, concedici di vivere secondo il loro esempio e sino alla fine rendici saldi nella vera e giusta fede, nella speranza della vita eterna, così che anche noi diventiamo degni di entrare nelle dimore celesti della luce e di ereditare il regno che hai preparato dall'inizio del mondo. E rendendo grazie insieme a loro, glorificheremo te con il Padre e con lo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Santo, siano con tutti voi, andate in pace.